Nasce a Santa Giusta il primo centro di documentazione del romanico in Sardegna, una nuova offerta culturale fruibile tutto l'anno. Il nostro inviato è Graziano Pintus. Chi ha lavorato in questa chiesa deve aver lavorato anche al Duomo di Pisa. Sicuramente il sistema con cui sono scanditi gli spazi è una sorta di firma dell'architetto Buschetto del Duomo di Pisa, che è la massima espressione dell'architettura romanica pisana. Questa basilica, oltre le forme maestose che ha dato il là a una scuola di lavoratori di maestranze che si è mossa nel territorio regionale. 10 secoli di bellezza che continuano a meravigliare visitatori e pellegrini che arrivano a Santa Giusta, basilica modello del romanico pisano in Sardegna e oggi capofila tra più di 150 siti della cultura medievale. C'è la necessità di avere anche uno spazio fisico nel cui vengono documentate anche le parti scientifiche di questo itinerario, ma anche un luogo dove conoscere proprio tutto l'itinerario sardo e avere tutte le informazioni per chi lo volesse percorrere. Biblioteca e archivio, centro visitatori e numero verde per conoscere orari di apertura e modalità di visita delle chiese romaniche è ciò che sta nascendo a Santa Giusta grazie al progetto finanziato dall'Unione Europea che mette in rete i 70 comuni centro della cultura medievale. Ma Santa Giusta chi era? Santa Giusta era una bambina nativa di questi luoghi che, convertitasi al cristianesimo, subì le vessazioni da parte della sua famiglia. Quando decisero di edificare una chiesa che doveva nascere già cattedrale, venne dedicata a questa bambina che venne martirizzata nel III secolo d.C.